però è importante, le unioni civili, i diritti. Ma che è successo nell'ufficio di presidenza al PDL che ha votato a favore dell'estensione dei diritti sanitari anche ai conviventi di deputati omosessuali? Non so cosa sia successo. È successo che il PDL ha votato sì, ha votato sì. E lei è favorevole? Mi lascio. Come no? So qua. Pronto maestro? Onorevole, allora, Gino Paoli, ci fermiamo tutti. L'ufficio di presidenza ha votato per estendere i diritti sanitari anche ai conviventi di deputati omosessuali. Qualcuno mi dovrebbe spiegare, visto che tutti a parole siamo contro la discriminazione, contro ogni discriminazione in base al sesso, alla religione, al colore della pelle, no? Lo diciamo sempre in tutti i modi, ecco, uno mi dovrebbe spiegare per quale motivo uno che ama e convive uno dello stesso sesso non deve avere gli stessi diritti di chi invece è più tradizionale. Intanto però i cittadini fuori che amano le persone dello stesso sesso, le coppie omosessuali, aspettano una legge. Ricordatevi sempre quello che è successo al convivente di Lucio Dalla. Lui ha subito un'ingiustizia che a me ferisce. Ma il PDL è pronto, Lupi ogni 2 giorni attacca su queste proposte. Io vorrei chiedere per davvero fino in fondo se a sinistra sono pronti. Loro li hanno ancora questi retaggi, siamo noi liberali che non li abbiamo mai avuti. Tranne Lupi e qualcun altro. Noi liberali. Ah, Lupi non è liberale. Noi liberali.